Buongiorno a tutti. Effettivamente noi ci eravamo trovati a luglio, diciamo, quando la stagione estiva era già iniziata e avevamo dei segnali positivi che provenivano soprattutto dalle strutture cosiddette leisure, cioè quelle situate in località dove le persone vanno a trascorrere le vacanze. Avevamo un budget abbastanza comunque conservativo rispetto a tutte le variabili che si dovevano e si devono tuttora affrontare. Devo dire che comunque alla fine siamo riusciti a fare meglio di quelle che erano le previsioni e a uscire insomma con dei consuntivi estremamente positivi per quanto appunto riguarda la parte delle strutture che si sono situate in montagna. La gente aveva voglia di muoversi, ovviamente una clientela prettamente italiana, anche se non solo, perché la parte europea si è vista, mentre è sparita completamente per ovvie ragioni quella extraeuropea. E dicevo, la gente aveva voglia comunque dopo questi mesi difficili anche di muoversi, di sfogarsi, di fare un po' di vacanza. C'è da dire anche che una fetta non piccola della popolazione, a mio modo di vedere, si è ritrovata con più soldi in tasca di quelli che avrebbe avuto se le cose fossero andate normalmente, perché comunque non per tutti la crisi ha colpito, fortunatamente, e quindi insomma i segnali sono stati positivi. Devo dire che anche i colleghi che hanno strutture in altre tipologie di mercato, che sia il lago piuttosto che il mare, insomma tutta la parte leisure ha avuto questo tipo di segnale positivo. Diverso il discorso, almeno per quanto riguarda le strutture che gestiamo noi, per quelle che cosiddette si rivolgono al business travel o comunque sono diciamo situate in località dove non necessariamente si va per vacanza, ma dove si passa e si fanno soggiorni più brevi. Devo dire che questo tipo di strutture sta ancora faticando, ancora lontano dai numeri del 2019, che poi rappresenta un po' il benchmark su cui confrontarsi, a mio modo di vedere, e credo che questo poi ponga anche degli interrogativi, insomma, se alcuni cambiamenti che si pensava fossero temporanei non siano invece destinati ad essere strutturali, proprio per un diverso modo di comportarsi, di porsi alla movimentazione, anche che le stesse aziende hanno adottato o fanno adottare ai propri collaboratori. Quindi questo è un po' il quadro che abbiamo. Certo, per chiosare, se all'inizio dell'estate ci avessero detto di fare i numeri che siamo riusciti poi effettivamente a fare, sicuramente avremmo messo la firma, perché dopo tanta sofferenza e dopo aver perso un inverno che per una località turistica come Cortina, dove noi abbiamo tante strutture, incide molto, c'era proprio la necessità di avere insomma una stagione estiva positiva che ridesse fiato, che ridesse anche entusiasmo, insomma che ci rimettesse un po' in carreggiata.